Dunque, siamo immaginiamoci in una casa quest'anno dove io ho invitato 4 ospiti a partecipare e a commentare una bella tavola di Natale. E noi siamo qui al cenone, dobbiamo immaginare che siamo a un cenone a casa nostra. Vedremo alcune mise en place, questa è la prima e questa si chiama Scintille. Ora insieme andiamo a presentare intanto le ospiti. Presento la signora Anna Maria Bevilacqua Odoardi, la signora Alberta Celestino, la signora Gemma Altimari e poi abbiamo 2 ospiti d'eccezione, 2 opinionisti, Claudio Greco e Giampaolo Chiappetta. Benissimo. Il nostro ruolo è quello di commentare questa mise en place, quindi commentare significa trovare i punti di forza, trovare anche i punti critici, in modo che dobbiamo anche far capire ai nostri telespettatori come possono mettere una bella tavola a Natale. Gemma, cosa ne pensi per esempio di questo bel servizio di piatti? È un servizio classico, bello, tipicamente natalizio. E racchiude proprio la tradizione, anche questo avere il piatto rosso e il piatto bianco, cioè questa disomogeneità è gradevole. Molto, molto gradevole. Questo è un servizio di Leroy Bock. Ci sono questi bicchieri di cristallo con il gambo rosso. Sono di Baccarat questi. Sono Questo di Baccarat. è un bicchiere di È Baccarat. un bicchiere di Baccarat. È una tavola preziosa. È una tavola preziosa, è una tavola preziosa, anziché la tovaglia, vedete, abbiamo messo dei runner e poi ci sono queste belle decorazioni. Anna Maria, ti invito a trovare qualcosa che ti piace in particolar modo in questa tavola. A me piace in particolar modo il decoro, questo qui, perché mi fa pensare ad una festa felice, lieta, e quindi mi dà un senso di allegria e al tempo stesso di condivisione. Di condivisione. E invece Alberta, cos'è che ti piace in particolare di questa tavola? Dunque, è una tavola tranquilla, è una tavola per me un po' banale per la sera di Natale. L'unica cosa, vorrei trovare un difetto. Cioè, I difetti magari, intanto vediamo i punti di forza. È una tavola allegra, tipicamente natalizia, ma niente di particolare per te. Devo dire che la tavola di Natale, come ha detto Alberta, è una tavola elegante. Ed è una cena elegante, certo. Però non deve essere formale, perché diciamo, è una tavola in genere dove la cena si consuma in famiglia. Però aggiungo qua le migliori occasioni per offrire alla nostra famiglia il meglio che abbiamo, sì, no? Certo. Quindi mettere le più belle posate, il più bel servizio, in questo caso di Natale, cioè qual è la migliore occasione? Noi in genere utilizziamo, tiriamo fuori il servizio buono quando abbiamo ospiti e poi per Natale. Cioè, noi in questa occasione, voi siete miei ospiti in questo caso naturalmente, però presupponiamo che siamo a casa nostra e a casa nostra offriamo le cose più belle che abbiamo alla nostra famiglia. Io credo che sia proprio il regalo più bello che noi possiamo fare quando apparecchiamo la tavola. Natale è casa, il 24 è Natale casa. È casa, poi certo. noi, almeno noi del nostro sud, abbiamo questa magia della sera del 24 che non è il pranzo di Natale, che loro non hanno, che per noi, certo, almeno personalmente, comincio ad essere l'entusiasmo mi arriva da quando mi sveglio la mattina fino infatti, a che... certo. E poi l'allegria dei bambini. Noi insomma adesso diciamo siamo mamme e poi siamo nonne, siamo anche nonne. E quindi la cosa bella è proprio vedere questi bambini, certo, che a volte magari ci rompono anche un bicchiere. Ecco, forse col bicchiere di Baccarat forse ti dispiacerebbe, se ce lo rompessero ti dispiacerebbe, certamente. Però noi continuiamo a mettere. Infatti. Anche perché i negozi devono vendere. Certo. Quindi.
Scusate, Incrementiamo- vi ricordo, Allora, care signore, sì, che le sì. posate Sì. sono anche di San Bonè. San Bonè, Le le avevamo posate sono di San Quando Bonè. trattate bene le posate. Le avevamo Certo, riconosciute. e adesso man mano andiamo ad esaminare anche proprio Prendiamo nel dettaglio. confidenza con la tavola. Prendiamo Confidenza confidenza, con la anche nel dettaglio, per esempio, cosa c'è in questa mise en place, quindi cosa presupponiamo noi? Intanto presupponiamo che ci sia una zuppa, Certo. c'è la C'è la zuppiera, zuppiera. l'abbiamo già messa qui, quindi il primo piatto è una zuppa. Se non fosse stato il primo piatto una zuppa, noi non avremmo avuto probabilmente, no, anzi sicuramente, Il piatto non abbiamo fondo. avuto il piatto fondo, ma avremmo avuto un piattino o un piatto grande, piano, per un antipasto. Evidentemente in questa tavola così bella noi presupponiamo che ci sia un bellissimo aperitivo prima, in un altro angolo della casa, e quindi poi si passerà direttamente al primo tavola. piatto. E infatti cosa vediamo? Vediamo che c'è il cucchiaio, poi c'è una forchetta e un coltello. Sì. Manca completamente la posata da frutta. Anche quello ci fa pensare Ci fa pensare che che i dolci saranno serviti da esattamente, un'altra quindi questa sarà una tavola servita dal personale adatto, o anche, siccome abbiamo detto che è una tavola Da un informale, familiare di buona è, volontà. è probabile che ci sia il Un familiare, familiare di che ci buona siano i volontà. ragazzi, Certo. che ci siano anche i bambini che portano a tavola qualcosa. Se invece c'è il servizio, quindi ci sarà tolto il primo piatto, e poi quando arriveremo al dessert, che sia frutta o che sia un dolce al cucchiaio o meno, noi avremo sicuramente qualcuno che ci metterà le posate da frutta. Sentiamo cosa ne pensano i nostri opinionisti. Claudio ci ha già detto che la marca di queste posate, siamo contenti. Quindi Non siamo dovremmo fare tranquilli. pubblicità, però Peccato l'abbiamo che non iniziata a fare, possiamo ma tanto non sono... mangiare qualcosa, perché vedo i piatti stupendi, bellissimi, vuoti. Però sì. devo dire è una tavola molto molto preziosa, soprattutto, no? È molto elegante, tipica, natalizia. Infatti non mancano le palle, perché a Natale le palle sono l'emblema di questo Natale. Anche le palline. Anche palle, palline, candele, candelotti ci sono. E Quindi anche mi qui sembra... abbiamo le bacche, quindi è tutto Anche le bacche. una rotondità. È tutto questa, la rotondo, zuppa, quindi la zuppiera rotonda. Vedi, questa è la tavola della rotondità, Adeguiamo. è vero. Vedi? E noi ci adegueremo la Certo, sera di Natale alle certo. rotondità, perché sicuramente metteremo qualche chilo in più, a giudicare dal numero dei piatti e quelli che Ma mancano. da mangiare, perché io vedo l'onorevole Chiappetta, mi ricorda l'onorevole, piegando, è così con i fogli, no? Adesso mi ricorda un grande leader italiano che è Berlusconi, ormai cammina così Berlusconi. Li apriamo, Quindi allora. presumo che l'onorevole Chiappetta si stia preparando alle prossime vabbè, elezioni. c'entra poco, Sicuramente. Giampaolo, Comunque ma- No, c'entra complimenti poco. a questa tavola. Guarda Rosanna, posso dire la mia, considerando che come tu sai conosciamo bene Claudio e sappiamo bene che monopolizza naturalmente la discussione, d'altra parte lui ha molto più conoscenza L'abbiamo rispetto chiamato apposta, a l'abbiamo Poi. invitato Ha molto a tavola diciamo apposta. che è l'Alba Pairetti della situazione. Certo, Giusto e per- lui è Luca Giurato, signori. No, Giampaolo è di una raffinatezza fuori dal proprio Luca comune. Giurato proprio. Vabbè, passiamo. No, vabbè, io credo che al di là del fatto che per me è un ruolo un po' inedito, non avendolo mai fatto, Sicuramente. ringrazio te e anche le altre Ma che imparerai. avete voluto che io sì, imparerò, c'è sempre tempo per imparare. Guarda, la cosa che io vedo da come è stata rappresentata e anche da quello che avete detto è che a mio parere questa tavola racchiude bene il senso e l'essenza del Natale. Cioè io vedo che c'è un calore intorno a questa tavola È vero. che viene espresso attraverso quella che è la predisposizione delle cose, e quindi io credo che sia molto attinente rispetto anche a quello che potrà essere e che dovrà essere la festa del Natale. Non so chi l'ha detto, mi pare Anna Maria ha parlato a proposito o Alberta, a proposito del fatto che in Calabria soprattutto anche No, nel è stata mezzogiorno, Gemma che forse ha Gemma l'ha preso. detto, l'unica che non avevo Sei nominata riuscita appunto. a sbagliare. E appunto questo è voglio condiviso, dire, nel comunque, senso, un parere sì, condiviso. appunto questo voglio dire, cioè il calore della festa alla quale naturalmente noi siamo abituati. Quindi questo, come dire, credo che sia un punto di forza della tavola. Poi naturalmente
andando avanti vediamo anche se c'è qualche momento, qualche fase di qualche debolezza. criticità, diciamo certo. qualche criticità, perché non possiamo parlare di difetti, perché la tavola è bellissima, è accogliente, poi è vero che diciamo il rosso è consumato, quindi giustamente Alberta diceva la trovo un pochino scontata, però in realtà tutti ci aspettiamo il rosso a Natale, è vero. Sì. Poi scioccheremo con altre mise en place che non avranno il rosso, perlomeno che non sia così permanente, però diciamo tutti si aspettano il rosso a Natale, quindi una nota rossa io ce la vedo sicuramente. No, ci vuole, sì, questo sì, senz'altro. Alberta però La tradizione, Natale è tradizione, Natale forse è uno dei pochi momenti come dire, il rosso che ci possiamo godere. Fortuna, o no? Certamente, Sì, certamente. Noi dovremo poi, inviteremo i due opinionisti e noi stessi diciamo, a dare un voto che da 1 a 5 abbiamo pensato sulla base di 4 criteri che avevo pensato, Sì. e cioè la perfezione tecnica, e quindi ecco che poi andremo ad analizzare qualche criticità, poi l'eleganza, l'innovazione. Ecco, la cosa più ambita forse da Alberta è l'innovazione, e poi la funzionalità, cioè è funzionale, riusciamo a mangiare bene in questa tavola, a cenare bene o a pranzare bene, o abbiamo qualche difficoltà nel gestire poi la nostra, diciamo proprio l'evolversi della consumazione, che poi è quello, la finalità è quello di cenare e di essere a nostro agio. E mi sembra che qui a nostro agio siamo, no? È come Sì, se manca fossimo, una nota, è come perché se non lo fossimo alcune so, cose però manca la cosa essenziale, la base, il cibo, una fame che non mi il cibo. Tu hai fame? Vabbè, dovremo aspettare, anche perché non siamo al 24, quindi Claudio siamo Si ancora presume che anzitempo. ancora è pronto, Siamo perché in manca anche preparazione, diciamo siamo mancano preparati. da- È pronto. brodino leggero all'azzaggerare. Ha ragione Di Anna Maria, consume. manca pure il Ma anche il mestolo. quindi Diciamo, consideriamola come una tappa di avvicinamento al Sì. Natale. una tappa di avvicinamento. Andiamo a guardare, ci sono delle criticità anche abbastanza evidenti in questa tavola. Per esempio, guardiamo come sono messe le posate. Sì. Devo dire che qualche errore è voluto, perché altrimenti non avremmo neanche... Non avremmo su che cosa discutere. Dobbiamo dire solo che Motivo di perfezione, chiacchierare. perfezione, eccetera. Certo. Guardiamo, allora, Anna Maria, come sono messe le posate? Sono nel modo no, giusto? No. Allora, tu come le avresti messe? Spostiamo un po' Io avrei spostato la forchetta da questa parte. a destra? Sì, a destra. Perché pensi che ci sia qualche No, piatto? ecco, adesso mi ero distratta per quanto riguarda il brodo, quindi il cucchiaio va bene così, e la forchetta pure. Forse questo qui l'avrei spostato da questa parte. Tu come avresti Il fatto? cucchiaio esterno, perché la prima cosa che, visto sì. che non c'è Quindi avrei l'antipasto, è la tolto prima il cosa coltello, che il coltello. A destra, no? mangerà a destra Mm-hmm. del coltello. Mancano le posate della frutta, Però abbiamo manca il scusato tovagliolo. questo. Manca il tovagliolo e manca il tovagliolo, giustamente. Questi sono dei runner per cui troveremmo un tovagliolo adatto, però questo diciamo può essere talmente contaminata anche un pochino la tavola che potremmo mettere qualunque tovagliolo, no? Certo, sì. Gemma, tu come avresti messo le posate? Beh, avrei ovviamente anteposto il cucchiaio al certamente. coltello, perché Quindi sul è lato la e prima- quindi la spostiamolo, minestra- facciamo vedere Ecco, che facciamo lo vedere minestra così. è la prima Eh. cosa che si usa prima Esatto. del coltello. E poi ovviamente chi ha apparecchiato questa bella tavola magari sconosceva il fatto che noi sedessimo quali commensali, e quindi ha messo questa questo magnifico magnifico centrotavola. addobbo, che però è troppo alto, mi impedisce la impedisce visione di comunicare. Torniamo un attimo alle e quindi posate, però. bisogna- Torniamo alle posate. Allora, le Mancano posate, quella della frutta, abbiamo Quella detto, della o frutta. del E l'abbiamo dolce notato. dessert, abbiamo detto ma che poi possiamo sarà pensare- servito e quindi saranno portati Certo. dopo. Pen- Allora, io noto un'altra cosa nelle posate, abbiamo detto tutto a proposito delle posate. No, pensiamo che ci Io le sia... avrei messe in argento, se ci sono bicchieri di baccarà le avrei messe in argento. Diciamo che l'acciaio però a me non dispiace, perché in ogni caso adesso diciamo l'acciaio è anche di moda. Sulle posate ritorno. Pensiamo ci sia un solo
Una sola forchetta forse? No, sì, pensiamo ci sia un solo pasto da forchetta, atteso che ce n'è uno, quindi E hai ci sarà un ragione. primo o ci sarà una pietanza. Esatto, Va. oppure può essere che così come saranno aggiunte le posate di Saranno frutta, sarà servite di tolta freddo. questa forchetta Questa- che poi sarà sporca e sarà messa alla pulita. Torno sulle posate perché è una cosa importante, non basta mettere soltanto, non voglio fare la maestrina ma No, penso no, che no. mi sia sfuggito. Non basta mettere solo il coltello all'interno rispetto Al cucchiaio. al cucchiaio, ma È giusto. la lama va messa rivolta sempre verso il piatto. E verso il piatto, È la infatti, stessa ecco. cosa nelle sì, posate da che frutta. saranno Noi da l'avevamo frutta. già La- risistemato così. Facciamo finta che queste siano posate da frutta. Le posate da frutta vengono messe, abbiamo detto, la lama del coltello sempre all'interno. All'interno, Gemma, all'interno verso il piatto. Sì, sì. Verso il piatto, più avvicinato al piatto. No. No. E a destra, con il certo. manico a destra. La forchetta con il manico a sinistra, perché Certo, noi perché sennò prenderemo come- così e tagliamo. Certo. Quindi questo e questo. Bene. E allora questi li Ma sono rimettiamo bellissimi. dove eravamo. Sono bellissimi. E niente, e quindi siamo arrivati, E quindi, credo. scusate se vi interrompo. Ecco, no? Io vai, vi adesso guardavo, vorremmo sentire. Qua, vabbè. Ma voglio dire, no? Per fare in fretta, perché devi mangiare, vabbè, ci vogliono queste cose. Però nella zuppiera cosa c'è? Ci sarà Claudio, una cosa ci minestra, metteresti tu? Una Vediamo così. passata. Facciamo, ribaltiamo. Una Cosa ti cosa da piace? servire col coppino. col coppino. E non c'è, sì. e l'abbiamo già detto che La Quindi una zuppiera minestra, col- un brodino, una cosa del genere. Cosa ti piacerebbe? No, dico, io volevo dirvi questo. Di solito voi donne che siete brave in tutto, Speriamo. di solito la vigilia, questa è vigilia di Sì, Natale Questa è o vigilia giorno di Natale. No, questa è vigilia È di vigilia Natale. Di solito come primo piatto cosa si mangia? Nelle nostre tradizioni, se vogliamo. io non preparo certamente il brodo. Ecco, vedi? Comunque non è Lei di solito vigilia, cosa secondo prepara? me, Stavamo perché parlando di non vigilia di mancano Natale, le posate però. da pesce. Sì. Questo è grave. Allora Mancano secondo le me non è posate da vigilia. pesce, però diciamo che Non è potrebbe vigilia. Non è a essere, base di pesce, perché no, ma- una cena vegetariana. Eh. Potrebbe essere una cena O perché vegetariana. non una cena tipica, una nostra cena tipica, anche se c'è il pesce, anche se è presente il pesce, non c'è la posata da pesce, perché noi usiamo il fritto misto, usiamo, non lo so, la pasta con le alici, è pesce. Ecco, è io pesce, dico Giampaolo, però- cosa c'è? Comunque, cosa ti però prepara? la zuppiera- mancano le Però la posate. zuppiera mi lascia Sì, un la po'. Io zuppiera pensare al brodo, mi al brodo, sento- comunque al è brodo. una Che sì. innovazione. Mi Io richiama il tortellino in brodo. Alberto, Che non è un'innovazione, certamente- Potrebbe un'innovazione. essere anche un brodo di pesce, si fa, no? Sì, certamente. si fa. Quindi, Allora, zuppa a di pesce. La zuppa Natale di pesce. nel La nord, zuppa di pesce. io ho il mio marito che è ligure, e a Natale, la sera di Natale, loro mangiano la carne. Quindi Sì, il sì. piatto forte della vigilia di Natale, sì. che non è festeggiato, è in modo come noi, non è sentito, però loro mangiano i tortellini, anche in Romagna mangiano i tortellini. Ma noi ancora però non Io però manteniamo voglio la sapere- tradizione del pesce. Noi ancora manteniamo la tradizione del tradizione pesce, io voglio sapere Giampaolo. Vorrà dire che cosa sarà, cosa che gli sarà una piacerebbe? tavola che non considera la tradizione nostra calabrese, potrebbe anche starci questa cosa qua. Quindi, certamente. diciamo che è una tavola generale, non sicuramente caratterizzante Europea. il territorio. Europea, bravo. Siamo in Europa, Siamo in quindi terra. È vero, naturalmente in è questo modo. europea. È europea, Possiamo dire che è perché una anche per tavola la, europea. per la sistemazione, per le cose si Guardate, presume- questo è piuttosto di nord. Appunto. No, Sì, no? sì. Io vorrei dire una quindi cosa di rispetto anche a montagna quelle che sono potrebbe- state le considerazioni precedenti, rispetto anche al discorso del mangiare tipico e vero e proprio, così per come avete introdotto voi, a proposito anche di eventuali criticità presenti su questa tavola. Gemma, questa volta ricordo bene che l'ha detta lei, ha parlato naturalmente di una sorta di centrotavola un po' forse troppo ingombrante. Io sono assolutamente d'accordo. Perché sono d'accordo? Perché se partiamo da dove siamo partiti, vale a dire dalla familiarità, dal Natale, dalla festa della famiglia, i bambini, le persone anziane, non c'è dubbio che questo denota, come dire,
una sorte di non familiarità, nel senso che questo è una sorte un po', passatemi il termine, forse non è molto appropriato, pomposità del centro tavola che a mio parere cozza un po' rispetto a quello che abbiamo detto prima. Lo spirito della tavola stessa. Lo spirito del Natale in famiglia, così per come stiamo facendo. Rispetto invece a quello che è invece il discorso del mangiare vero e proprio, beh, se rimaniamo alle nostre tradizioni non c'è dubbio che il tutto è imperniato molto su tutto ciò che riguarda il pesce, quindi naturalmente noto anche io che c'è questa criticità rappresentata, l'ha detto mi pare Alberta, dal fatto che mancano le posate del pesce, però questo non vuol dire nulla, perché naturalmente se invece adottiamo lo schema europeo allora va bene anche in questo modo, fermo restando quello che abbiamo detto in premessa, che è comunque una tavola a mio parere di grande eleganza e di grande anche familiarità. Sì, io la trovo molto molto bella veramente. Possiamo pensare anche, perché noi facciamo così delle considerazioni, che la coppa col piatto, atteso alla bellezza dell'oggetto, sia stata messa lì per arricchire la tavola per decorare, e per decorarla ulteriormente. Per chiudere in un certo senso, ricreare l'atmosfera ancora di più. L'atmosfera, aggiungo questo. Giampaolo ha detto questo è troppo pomposo se è una cosa in famiglia. Io dico perché è un diktat, è troppo alto, perché per me anche la cena in famiglia deve essere la sera di Natale, come dicevo, elegantissima, però è alto. Allora ricordiamoci una cosa, i centri tavola sempre, anche che non sia Natale, siano floreali, devono essere bassi e piccoli. Bassi, perché io non ti vedo. Io non vedo lei, per esempio. Devo muovermi per vederti, invece io devo vedere tutti, devo poter parlare con tutti. Bene. O comunque, scusami Rosanna, ci può essere anche come ingresso un trofeo al centro della tavola che può essere gradevole. Si può spostare. Che poi si sposta e rimane il centro tavola. Benissimo, allora noi adesso siamo alla conclusione di questa discussione su questa mise en place e passeremo a un'altra mise en place che, diciamo, una di voi ha portato. Chiederemo agli ospiti e anche noi stessi voteremo per questa tavola e vediamo alla fine, in base ai criteri che abbiamo detto, di cui io vi consegnerò una scheda, quale tavola, diciamo, risulterà più gradevole in base alle varie caratteristiche di cui abbiamo discusso e che io vi ho messo in elenco. Vincerà o perderà, non è proprio una vittoria, ma insomma passiamo alla prossima una crociera per gli ospiti che sono qui oggi. Sì, ma queste mini crociere che ci sono adesso da Cetrara a Guardia Piemontese, allo Scoglio scenderemo tutti e faremo le regie. Adesso noi continueremo e passiamo alla prossima mise en place che sarà completamente diversa, d'accordo? Grazie.